Ciao, eccoci per la seconda pillolina motivazionale. Sapete che ho iniziato questo percorso di crescita in cui vi accompagnerò leggendo dei testi che fanno riflettere. Oggi parlo dei ratti e vi racconterò uno studio che hanno fatto all'Università di Howard. Parecchi anni fa, alla Howard University, il dottor Robert Rosenthal ha condotto una serie interessante di esperimenti che avevano come oggetto 3 gruppi di studenti e 3 gruppi di ratti. Disse al primo gruppo di studenti: siete fortunati, lavorerete con dei ratti geniali. Questi ratti sono stati allevati per diventare intelligenti e sono estremamente acuti. Arriveranno fino in fondo al labirinto in un batter d'occhio. Mangiano molto formaggio, quindi compratene parecchio. Disse al secondo gruppo: i vostri ratti, ragazzi, sono ordinari, non sono troppo intelligenti, non sono troppo ottusi, sono solo un gruppo di ratti comuni. Alla fine arriveranno in fondo al labirinto e mangeranno il formaggio, ma non aspettatevi troppo da loro, sono ordinari, quanto a capacità e intelligenza, perciò la loro performance sarà ordinaria. Disse al terzo gruppo di studenti: questi ratti sono davvero incapaci, se troveranno alla fine del labirinto la troveranno per caso e non di proposito, sono davvero idioti, perciò naturalmente la loro performance sarà scarsa. Non so nemmeno se vale la pena che compriate il formaggio. Dipingete solo un cartello alla fine del labirinto con la scritta formaggio. Nelle 6 settimane successive, gli studenti condussero esperimenti in condizioni scientifiche rigorose. I ratti geniali si comportarono da geni, raggiunsero la fine del labirinto in breve tempo. I ratti ordinari, cosa ti aspetti da un gruppo di ratti ordinari? Riuscirono ad arrivare in fondo, ma non stabilirono nessun record di velocità. E infine i ratti idioti, fecero proprio schifo. Furono davvero in difficoltà e quando uno di loro si trovava alla fine del labirinto, ovviamente accadeva per caso e non di proposito. Ecco il fatto interessante. Non esistevano ratti geniali o ratti idioti, erano tutti ratti comuni, appartenenti addirittura alla stessa figliata. La performance diversa era il risultato diretto della differenza di atteggiamento degli studenti che conducevano gli esperimenti. Ma pensate, avviene così anche nella vita. La conclusione del testo è: gli studenti trattavano i ratti in modo diverso perché li vedevano, li percepivano, li sentivano in modo diverso e un trattamento diverso produceva risultati diversi. Gli studenti non conoscevano il linguaggio dei ratti, ma i ratti hanno atteggiamenti e l'atteggiamento è un linguaggio universale. La riflessione di questa settimana qual è? È che spesso nelle nostre azioni, nei nostri comportamenti agiamo pensando già a quale sarà il risultato finale, pensiamo già a come sarà l'interazione con le persone con cui interagiamo, mettendo dei paletti a volte, e spesso in questo si crea quella che si chiama la profezia che si autoadempie. E quello che voglio dirvi è questo: trattate le persone da geni, da persone comuni o da persone idiote. E queste persone con voi interagiscono in modo geniale, in modo comune o in modo sufficientemente scarso. Dipende da loro o dipende dalla vostra percezione che avete di loro. Iniziamo a trattare le persone come se fossero le persone migliori per noi, con quell'amore, con quella stima, con quel senso di fiducia infiniti, e forse vedremo qualcosa di meravigliosamente strano. Buona settimana, buon weekend da parte di Nicoletta, e già lunedì ci sarà la prossima pillolina motivazionale. Vi ricordo solo in ultima gli appuntamenti, perché abbiamo questo weekend un corso a Lugano, venerdì, sabato e domenica. Martedì prossimo io ho una cena col Club Mondiale della Formazione, e per chi volesse il 4 di luglio ci sarà a Montebelluna un incontro gratuito sulle tecniche di memoria dalle 20:30 alle 22:30 in sede della Confartigianato. Buon weekend di cuore, vi saluto già da Lugano e mi auguro veramente col cuore che possiate trattare tutti come se fossero delle persone geniali, perché probabilmente così ci sarà quella profezia che si autoadempie. Grazie!